Ciao, questo video lo dedico a quanti si domandano quanto prende un consigliere comunale a Bassano e in particolare a quella signora che in via Verci la settimana scorsa mi ha urlato arrangiatevi voi che siete attaccati alle poltrone. Cercherò di far capire brevemente qual è l'impegno di un consigliere comunale in una città come questa e quanto prende. Allora, il 25 maggio o più probabilmente dopo il ballottaggio sapremo quali sono i 24 consiglieri sugli 400 attualmente in corsa elettorale che entreranno a far parte del Consiglio Comunale e saranno divisi in maggioranza e opposizione. Almeno una volta al mese i consiglieri comunali parteciperanno al Consiglio Comunale. A Bassano del Grappa il consiglio dura all'incirca 5-6 ore. Viene indetto normalmente verso le 18 e prima di mezzanotte non si va a casa. Ogni tanto capita che si esca prima, altre volte invece la seduta può anche durare, ogni tanto ci sono anche le doppie sedute. In preparazione ai consigli comunali, il consigliere deve partecipare alle cosiddette commissioni consiliari. Le commissioni sono dei tavoli di lavoro più piccoli, che durano anche meno, nelle quali vengono approfondite le tematiche che dopo vanno in votazione o comunque sono portate in visione dall'amministrazione. Normalmente una commissione consiliare dura all'incirca 2 ore, viene indetta alle 18 e termina alle 20. Un consigliere comunale può far parte di una o più commissioni. Io parlo per la mia, sono stata presidente della commissione urbanistica e mediamente una volta alla settimana la commissione si incontrava, ogni tanto capitava che si incontrasse 2 volte, altre volte invece bisognava anche lasciare spazio alle altre commissioni, di cose da fare, da approfondire ce n'erano sempre tante e possiamo dire, diciamo, che un consigliere comunale comunque tra tutte le commissioni di cui fa parte, almeno una alla settimana partecipa. I consiglieri di maggioranza al giovedì sera si trovano nelle cosiddette riunioni di maggioranza o chiamate anche preconsigli. Sono riunioni nelle quali i consiglieri, il sindaco e gli assessori parlano degli argomenti che hanno in lavorazione, parlano di quelli che andranno in consiglio a breve e anche di progetti che possono essere interessanti anche negli anni futuri. Ovviamente un consigliere di opposizione non fa parte di queste riunioni, però i consiglieri di opposizione si trovano tipicamente con le loro liste per approfondire tematiche varie o magari per fare delle proposte all'amministrazione. Allora, questo è il lavoro di superficie, quello visibile, a cui bisogna aggiungere il backstage, ovvero un consigliere a casa si porta comunque le carte per leggersele o magari passa negli uffici comunali per farsele spiegare, chiede delucidazioni a un tecnico e quindi ci sono anche i cosiddetti compitini per casa. Vediamo quindi quanto costa al cittadino tutto questo, i super stipendi della casta. Ecco, a Bassano del Grappa un consigliere comunale non prende uno stipendio, prende un cosiddetto gettone presenza, ovvero che vada a una commissione di circa 2 ore o che partecipi a un consiglio di circa 6 ore, prenderà comunque un solo gettone presenza del valore di circa 22 euro. Ovviamente non sono prese in considerazione le riunioni di maggioranza o il lavoro fatto a casa o negli uffici. Per farvi vedere qui, questa è una carta di un compenso che ho ricevuto, sono 283,71 euro per il quarto trimestre del 2011, cioè gli ultimi 3 mesi del 2011 per consigli e commissioni io ho preso questa cifra qui, 283,71 e probabilmente qui c'erano 2 consigli a dicembre perché normalmente a dicembre se ne fanno tipicamente 2. Quindi per dire che il consigliere non prende uno stipendio e lo stipendio invece lo prende l'assessore, quindi un assessore bassanese prende all'incirca 1100 euro al mese. Attenzione però perché se questo assessore è dipendente di un'azienda privata e fa l'assessore a Bassano, il suo stipendio si dimezzerebbe all'incirca 550 euro. E bisogna dire che fare l'assessore a Bassano è un lavoro, di fatto
Magari organizzandosi uno può cercare di fare una sorta di part-time, però obiettivamente per 5 anni il tuo lavoro lo trascuri. Quindi 1100 euro a un lavoratore nel pieno magari della sua carriera lavorativa, o addirittura 550 se è dipendente di un'azienda, è decisamente uno stipendio contenuto. Ecco, in questo schemino qua volevo farvi vedere che il costo di tutto il consiglio comunale, cioè di 30 consiglieri, perché nel 2009 erano ancora 30 i consiglieri, quest'anno invece diventano 24, a un abitante all'anno costano all'incirca 0,81 euro, cioè poco meno di una tazzina di caffè ad abitante all'anno. Allora, io credo che questa tazzina di caffè in realtà me la sono meritata per tutto il lavoro che ci siamo smazzati e ho fatto questo ruolo impegnandomi dal 2009 ad oggi, penso di averlo fatto anche bene e quindi se volete offrirmi un'altra tazzina di caffè, basta che scriviate Brunelli, Barrando, Bassano Congiunta. Ciao!